Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Omicidio in pieno centro ieri sera verso le 23 a Bagaladi, nel Reggino. Un giovane, Antonino Russo, di 22 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava nei pressi della pizzeria situata all'inizio del paese. Inutili soccorsi. Molte le voci che si sono rincorse nelle ore notturne subito dopo l'agguato e che non danno al momento un quadro completo sulla vicenda. Non si conoscono i motivi del gesto, forse passionale, e l'esecutore materiale dell'episodio. Vigilia di Ferragosto agitata per il deputato del PD Maria Grazia Laganà, vedova di Francesco Fortugno, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005. Per la deputata una lettera di minacce spedita in una busta che conteneva anche un proiettile, intercettata dal personale del centro di smistamento delle poste di Lamezia Terme e sequestrata dalla polizia. Si tratta della 14ª lettera di minacce ricevuta dalla Laganà negli ultimi 4 anni. Il processo d'appello per l'omicidio Fortugno è in corso a Reggio Calabria. Il piano straordinario contro le mafie varato dal governo Reggio Calabria nel gennaio scorso è stato al centro del bilancio tracciato dal ministro dell'Interno Roberto Maroni, dei risultati ottenuti dal governo contro la criminalità organizzata al termine della riunione del Ferragosto del Comitato Nazionale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Il ministro ha poi ricordato i modelli territoriali dell'azione di contrastato, tra cui quello di Reggio Calabria e l'importanza dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. E mentre il ministro dell'Interno Roberto Maroni parlava a Palermo della lotta alla mafia e dei risultati raggiunti, Bossi ha esternato sulle infiltrazioni criminali. Al sud è difficile andare, ha detto il leader della Lega Nord. Ho dato la concessione per aprire una sede della Lega in Calabria e 2 giorni dopo c'era uno dell''ndrangheta. Secondo il ministro delle riforme, la lotta alla criminalità organizzata non deve essere concentrata solo nel mezzogiorno. 2 turchi sono stati fermati perché sospettati di essere gli scafisti di uno sbarco di clandestini avvenuto in nottata in Calabria. I 2 erano a bordo di un'imbarcazione a vela di 10 metri intercettata da unità navali del reparto della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, a largo della costa crotonese. I 2 sono stati bloccati dopo che in località Castella di Isola Caporizzuto erano stati fermati i 5 clandestini. È diventato un appuntamento tradizionale quello con centinaia di ragazzi con i loro genitori, che hanno festeggiato il Ferragosto con Don Gelmini, a Zervò. La messa del 15 agosto nel cuore dell'Aspromonte è un'occasione per l'incontro dei ragazzi e dei genitori, ma anche degli amici della comunità incontro. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dei senatori del PDL, Maurizio Gasparri, ed il presidente della regione, Giuseppe Scopelliti. Don Gelmini ha espresso l'augurio che i giovani riscoprono i valori per cui vale la pena di vivere e non di morire. Per cause in corso d'accertamento, una Golf con a bordo 4 persone, tra cui 2 bambini di 2 e 10 anni, dopo un testacoda si è incendiata. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di stamane nel tratto Vibo-Rosarno. Il più grave è il conducente, Angelo Garro, il quale è riuscito insieme alla moglie a trarre in salvo i bambini, tutti accompagnati poi all'ospedale di Vibo Valencia. Il tratto è stato bloccato per qualche ora, sul luogo i vigili del fuoco e la polizia stradale di Vibo. È stato un Ferragosto all'insegna del sole, del caldo e di un traffico comunque scorrevole, che sulla 3 è stato inferiore alla media. Prese d'assalto le località turistiche, marine e di montagna, per la tradizionale gita fuori porta. Le località di villeggiatura della costa, sia ionica che tirrenica, sono affollate, come le zone montane che, come da tradizione, hanno avuto un buon numero di visitatori in cerca di refrigerio. Incidente in fase di decollo per un elicottero del servizio antincendio della protezione civile regionale della Calabria, a Lungro, nel Cosentino. Il velivolo era in volo per una ricognizione sullo stato degli incendi. Vedendo le fiamme in un bosco, il pilota è sceso per attaccare il recipiente per l'acqua, ma una volta a terra un cedimento del terreno ha fatto ruotare l'elicottero ed il motore di coda si è rotto nell'urto con un oggetto. Nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze. Nel secondo turno della prestigiosissima Coppa Italia avanzano Crotone e Regina, mentre Cosenza si arrende ai supplementari. Gli squali rossoblù regolano 1-0 la Triestina grazie al colpo di testa di Degano su assist di Cutolo, ed ora nel terzo turno affronteranno l'Albino Leffe. Stesso risultato anche per gli Amaranto di Azzori contro l'Alessandria, a segno Zizzarri. Prossimo avversario il Frosinone. Stop invece per il Cosenza, eliminato dal più quotato Torino solo ai supplementari.